È ricoverato al centro Grandi Ustionati di Padova con lesioni al volto e alle mani, ma non in pericolo di vita. Sarebbero queste le condizioni dell'operaio di 25 anni, rimasto ferito in un'azienda di prodotti cosmetici a San Pietro Viminario. Un infortunio che segue quelli, purtroppo mortali, di Marano Vicentino, dove un 58enne è stato colpito al torace da una rondella di ferro, e di Cartura, dove la scorsa settimana un 25enne è rimasto folgorato mentre eseguiva dei lavori di potatura. E il sindacato, ancora una volta, alza la voce e chiede in generale un maggiore rispetto delle regole e più controlli. Il numero di incidenti tende a non diminuire ed anzi a crescere. È impressionante sia come numero di infortuni sia come numero di decessi, lo abbiamo visto, la media di 3 morti al giorno praticamente non diminuisce. Per fortuna l'incidente di ieri non ha avuto esiti drammatici e speriamo che Amos, il lavoratore colpito, insomma, possa davvero guarire presto e bene dall'ultimo incidente. La prevenzione rimane la strada più efficace, ma richiede sforzi e investimenti da parte delle aziende e formazione dei lavoratori. Ci sono le norme, ci sono gli strumenti, bisogna però impegnarsi, bisogna avere sicuramente più ispettori. Un controllo da parte degli SPISAL avviene una volta ogni 20 anni. Questo ovviamente non può essere, non può funzionare. Tra gli ispettori ci sono assunzioni, ma i pensionamenti non vengono sostituiti. Il numero totale perciò è dimezzato rispetto a pochi anni fa. Sarebbe comunque fondamentale formare e informare i lavoratori sulle procedure di sicurezza, e poi colpisce la giovane età delle vittime e dei feriti. Si lega al fattore della precarietà, ci sono molte assunzioni che sono a tempo determinato, il 90%, molto spesso persone che non hanno forse il tempo, e andrebbe verificato, neanche di essere formate.